comune e costante della nostra vita. Tutta la nostra vita in un certo senso è una scelta continua. Sappiamo che non si può scegliere tutto, ma le cose che possiamo scegliere le scegliamo volentieri. Scegliere è un atto di libertà e di responsabilità. È anche un atto di rischio. Se uno sceglie male, le conseguenze possono essere molto, molto gravi. Comunque, scegliere è una prerogativa dell'uomo, della creatura umana. Gli animali, come sappiamo, devono seguire, obbedire al loro istinto. Noi possiamo scegliere. Dunque, scegliere è una componente centrale della nostra vita. Quando mi è stato chiesto di dire qualche cosa di breve sulla scelta, due parole bibliche mi sono immediatamente venute alla mente. Una parola di Gesù rivolta ai suoi discepoli e una parola di Mosè rivolta al popolo di Israele. La parola di Gesù si trova nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 15 e dice: non siete voi che avete scelto me, sono io che ho scelto voi. Così, infatti, secondo il racconto evangelico, è avvenuto. Nessuno dei 12 discepoli, che poi sono diventati i 12 apostoli, nessuno ha scelto lui di seguire Gesù. È Gesù che ha scelto loro uno ad uno, chiamandoli per nome. Quindi la scelta più importante della nostra vita non è una scelta nostra, è sua, è di Gesù. Questo non vuol dire naturalmente che noi non scegliamo. Pensiamo però che se abbiamo scelto, ad esempio, di essere cristiani o di cercare di essere cristiani, lo abbiamo scelto noi, ma non è così. Noi lo abbiamo scelto solo perché Gesù ci ha scelto. I 12 discepoli scelgono, tra virgolette, Gesù solo perché Gesù li ha scelti. La scelta fondamentale, costitutiva della nostra vita e della nostra storia individuale non è nostra, ma di Gesù. Quello che era vero per i discepoli è vero per noi, esattamente nello stesso modo. Anche noi non abbiamo scelto di seguire Gesù. E se lo abbiamo scelto è perché siamo stati scelti prima da Lui. La scelta di Gesù precede la nostra scelta. Questa è la parola di Gesù. Poi c'è la parola che Mosè rivolge al popolo di Israele. Si trova nel libro del Deuteronomio al capitolo 30 e dice: vedi, è Dio che parla al popolo di Israele. Vedi, dice,
io ho posto davanti a te il bene e la vita, il male e la morte. Scegli dunque la vita affinché tu viva la tua progenie amando Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui. Anche qui, come vedete, è la scelta di Dio che precede ogni scelta del suo popolo. Non possiamo scegliere Dio per primi. Possiamo però scegliere di amare Dio. Possiamo scegliere di ubbidire alla sua voce e di tenerci stretto a Lui. Ma proprio perché Dio sa che possiamo anche scegliere di non amare Dio, perché la libertà di scegliere è anche drammaticamente quella di scegliere il male, non solo di scegliere il bene. Proprio perché Dio sa che possiamo anche scegliere il male e non il bene, per questo ci avverte che in gioco, dietro la questione del bene e del male, c'è la questione della vita e della morte. Ecco perché dice scegli la vita, cioè scegli il bene e non il male, come potresti anche fare ma non farlo, perché se scegli il male, scegli la morte. Scegli dunque la vita. Questa è la scelta fondamentale della nostra esistenza. Siamo, potrei quasi dire, nati per questo, per scegliere la vita. In che modo? Amando Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoci stretti a Lui.